Presidente Serracchiani, allo studio un protocollo per gestire i casi di estrema emergenza traffico in autostrada. Siamo preparati a tutto, insomma, lo abbiamo detto quando abbiamo aperto il cantiere della terza corsia, siamo però anche consapevoli che questo tratto autostradale è il tratto dove si sta verificando un picco dei traffici come mai prima d'ora, in particolare per quanto riguarda il traffico pesante. Quindi essere preparati a tutti significa, come abbiamo già fatto, avere un protocollo con una serie di iniziative sia per quanto riguarda la viabilità ordinaria con il coinvolgimento dei sindaci quando occorre uscire dall'autostrada, sia per il tratto del cantiere con una nuova segnaletica per quanto riguarda la distanza di sicurezza e con gli autovelox per limitare anche la velocità. Dall'altra parte però c'è una cosa con la quale dobbiamo fare i conti, e cioè il fatto che a volte l'autostrada è intasata a prescindere dal cantiere semplicemente perché c'è davvero troppo traffico, e quindi è necessario filtrare, chiudere l'accesso all'autostrada, farlo ovviamente in situazioni estreme e in particolari circostanze, penso ad esempio al recente Corpus Domini, perché effettivamente ci rendiamo conto soprattutto dai valichi di confine che entra davvero troppa gente, quindi dobbiamo limitare l'accesso per evitare e limitare ovviamente il disservizio o comunque il disagio dei cittadini. È una situazione, ripeto, estrema, ma per la quale dobbiamo prepararci, quindi bene l'incontro con i prefetti, la polizia stradale verrà coinvolta, verranno coinvolti anche gli altri concessionari, Autostrade per l'Italia e l'ANAS, e cercheremo appunto in un tavolo, in un incontro comune, di trovare anche qui le regole su chi fa cosa in questi momenti di particolare e straordinaria emergenza.